Veneto, lo conferma stamattina il presidente Luca Zaia con una chiamata all'istituto zooprofilattico. Padre e figlia indiani residenti nel Bassanese sono in isolamento, altri 2 casi allo studio. Defezione degli over 70, la Regione anticipa la campagna vaccinale agli over 60, partite le prenotazioni online, intanto crollano gli ingressi degli over 80 in terapia intensiva. La riapertura di ristoranti e bar, ma solo all'aperto, tornano i clienti ai tavoli, ma meteo e coprifuoco accendono rabbia e polemiche. A Padova traffico rallentato dagli esercenti. Padre Cristian Carlassare, missionario vicentino vescovo eletto dalla diocesi di Rumbek in Sudan, ferito da 2 uomini armati a colpi di pistola, apprensione nella sua Piovene Rocchette. Polemiche a Padova per un video che riprende la polizia locale mentre blocca un giovane di colore che oppone resistenza. La maggioranza si divide. Terribile schianto frontale fra 2 auto nella notte. A Musile di Piave perde la vita un 23enne di Fossalta di Piave, un altro giovane, gravissimo. Chiuse le indagini sull'incidente in cui rimase gravemente ferito Alex Zanardi. Lo scorso giugno la procura di Siena ha chiesto l'archiviazione per il camionista e i legali della famiglia si oppongono. Musei riaperti, a Padova torna la mostra Van Gogh, i colori della vita, ma per il curatore Marco Goldina ci vorranno non meno di 3 anni per rivedere in Italia un grande evento internazionale. Buonasera, ben ritrovati. Questa è l'informazione regionale dei nostri notiziari. Avete sentito, la variante indiana è stata trovata anche in Veneto. L'annuncio oggi del presidente Luca Zaia: padre e figlia risiedono nel Bassanese e sono in isolamento. E poi tutte le notizie sulla campagna vaccinale. Oggi a partire dalle 2 sono stati aperti degli slot anche per gli over 60. Vi annuncio che oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, 2 indiani, padre e figlia, con la variante indiana. Padre e figlia di ritorno dall'India non ricoverati ma in isolamento. La variante indiana è arrivata in Veneto. Il primo caso sequenziato mentre è allo studio, conferma Zaia, un secondo caso afferente ad altri 2 pazienti non indiani non residenti nel Bassanese. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di variante indiana, la meno conosciuta. Confermata variante indiana dall'istituto zooprofilattico. Ho parlato stamattina con il dottoressa Ricci, il direttore. Nessun allarmismo, il presidente invita alla calma. I dati sulle varianti fino ad oggi hanno confermato la bontà e la valenza dei vaccini. Piuttosto ricorda i dati sulla campagna vaccinale che confermano il Veneto regione al primo posto in Italia. Da qui la decisione di giocare d'anticipo sulla tabella di marcia. Pur lasciando sempre aperte le agende agli over 70 e quindi anche agli over 80 e tutto quello che viene dopo, andando in su da età, da giovedì si vaccineranno anche gli over 60. Questo per ovviare al rallentamento della campagna vaccinale dovuto all'astensione di un buon 30% di over 70 che ancora non si sono prenotati. Appello ai settantenni, cioè a chi ha più di 70 anni, dai 70 in su. Le agende sono aperte, prenotatevi. Il dibattito su AstraZeneca ha pesato sui rifiuti al vaccino, lo confermano i dati. Abbiamo casi non significativi, da dire abbandoni importanti, però di chi al centro vaccinale torna a casa senza essersi vaccinato. E per convincere ulteriormente gli indecisi, il presidente porta in conferenza il direttore delle terapie intensive del Veneto. Abbiamo avuto solo il 2% di pazienti over 80 nel mese di aprile. Questo vuol dire che nel mese di aprile sono entrati in terapia intensiva solo 8 pazienti. Gli over 80 stanno letteralmente sparendo dalle terapie intensive. Insomma, il vaccino funziona. La sanità del Veneto tornerà questa sera sotto la lente d'inchiesta di Report. I nostri dati sono reali, ha confermato oggi il dottor Rosi. In Veneto c'è sempre stata massima trasparenza sui contagi e sulle terapie intensive. Posso anche dirvi che nessuno sul serio mi ha mai chiesto di modificare i dati e anzi neanche mai chiesto che cosa avrei comunicato prima che lo comunicassi. Allora andiamo a Bassano del Grappa a monitorare sui 2 casi di variante indiana il direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza. È nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana il primo caso veneto di variante indiana del Covid, come ha annunciato il presidente Zaia, una variante del virus che sta preoccupando e non poco, vista l'incidenza di mortalità che si sta avendo proprio in India. È il direttore generale Bramezza che spiega nello specifico di cosa si tratta. Sono padre e figlia che sono rientrati dall'India e molto scrupolosamente si sono fatti il tampone è stato processato all'istituto zooprofilattico ed è risultato positivo con la variante indiana, il primo caso che abbiamo. Sono a casa, stanno bene, sono in isolamento fiduciario.
Spaventa questa cosa, questa variante, soprattutto quest'ultima variante. È facile che questo si propaghi, come è successo per quella brasiliana e per quella inglese. L'importante è che sia una variante del virus non pericolosa, ma adesso i nostri specialisti faranno tutte le indagini del caso e speriamo che non lo sia. Anche perché in India ha portato in poco tempo un gran numero di decessi. Sì, non conosco bene la situazione, sono quella che leggo appunto anch'io dai giornali, ma speriamo, insomma, siamo convinti che la vaccinazione che stiamo facendo copra, come sta coprendo anche le altre varianti, copra anche questa. Restiamo a Bassano per una notizia di cronaca che è appena arrivata in redazione. Un 18enne proprio di Bassano ha perso la vita questa mattina per cause ancora sconosciute. Si tratta di uno studente dell'ITIS Fermi. È stato trovato riverso a terra dal padre questa mattina. Si era scollegato dalla didattica a distanza intorno alle 9:30. Non ha più dato notizia di sé. Inutili tentativi di salvargli la vita. Il 18enne è aspirato alle 12:30 al San Bassiano. La salma è a disposizione delle autorità per l'autopsia, acquisiti dagli inquirenti anche alcuni farmaci rinvenuti in casa. Riaperture, oggi 26 aprile, la grande giornata seppur parziali e molti studenti, il 70% è tornato in classe, mentre ci sono stati tanti limiti ancora per quanto riguarda le imprese, soprattutto bar e ristoranti, uno tra tutti il coprifuoco. Di questo tema si occupa il sondaggio di Ring di questa sera. Riaperture, hanno preferito le scuole alle imprese? Questo è quello che vi chiediamo. Dateci la vostra risposta, se affermativa, componendo lo 0422 16 26 691, lo 0422 16 26 690 se la risposta è negativa. Secondo voi, vi ricordo che la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio lo scoprirete questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Ci colleghiamo adesso con Cristian Arboit, che con Nicola Marcato è proprio in centro a Treviso per vedere come sta andando questa prima serata, diciamo, di spritz proprio in diretta. Cristian, buonasera. Vediamo se ce l'abbiamo collegato. Ti vedo, Cristian, buonasera, come va? Eccoci. Sta andando tutto sommato bene. Giovane, anche se... Abbiamo dei problemi con l'audio, allora cosa facciamo? Mando un servizio, proviamo a riprendere l'audio di Cristian Arboit. Sì, allora andiamo a vedere a Padova che cosa è accaduto con le riaperture di ristoratori e baristi. Chi è associato all'APE ha manifestato questa mattina con un blocco parziale di via Venezia. Il tema ovviamente è quello della necessità di avere delle deroghe, nello specifico del coprifuoco. Pentole, mestoli e grembiuli sono scesi in piazza, o meglio in strada, così un centinaio di baristi e ristoratori padovani, rallentando il traffico di 5 importanti vie cittadine. Una sensibilizzazione per gli automobilisti ed opinione pubblica sulle criticità che le aperture portano. 14 mesi senza aiuti complessi, lasciati a noi stessi. Le facce delle persone che sono qua sono degli lavoratori onesti. No, non ho il prateatico fuori, come faccio? Rimango chiuso ancora? E allora non vogliamo disturbare, però è giusto far capire che una famiglia non può stare senza lavoro per 15 mesi. Le bollette del telefono, le bollette della corrente con i frigoriferi e i congelatori che sono sempre in funzione, le macchine del caffè che non vanno spente per non rovinare i prodotti, le vetrinette del vino. Però le tasse continuano, il mutuo continuano e non ci permettono di lavorare. Io non chiedo di fare il pienone, però in sicurezza, anziché fare 60 posti, mi permette di fare 20 posti e non sto parlando di movida, sto parlando di famiglie che sono la sera a casa insieme e che non possono venire a mangiare da me. Sto parlando delle coppiette che si frequentano normalmente e non possono venire a mangiare da me in tranquillità. Allora io non ho il prateatico, dove li metto a mangiare? In strada? Continua a non farmi lavorare. Automobilisti solidali coi manifestanti che oltre via Venezia hanno rallentato il traffico in via Volturno, via Sarpi, via Plebiscito e strada Battaglia. L'incertezza su norme e regole è il peggior nemico per i pubblici esercizi. Invito chiunque di voi che sia titolare di una pensione o sia lavoratore dipendente, svegliarsi per 14 mesi consecutivi alla mattina e non sapere cosa fare durante la giornata, perché si dipende dalle dichiarazioni di un ministro, dagli andamenti di un grafico, dalle idee di qualche scienziato o dalle dichiarazioni di qualche scienziato.
Le prime riaperture di questa mattina, stasera con l'aperitivo, ma questa mattina anche con caffè e colazioni. Andiamo a Treviso, dove di fatto anche a causa del meteo si è trattato di una falsa partenza. Via Municipio, per salutare il ritorno al lavoro dell'oste, qualcuno gli lascia addirittura una dedica all'ingresso. Tra l'ora dell'aperitivo e quella del pranzo, Treviso si riappropria di un pezzo di normalità. Bar e ristoranti tornano ad accogliere i clienti, anche se solo all'esterno. In piazzetta Indipendenza questi ragazzi festeggiano, seduti ai tavolini, la laurea. Una laurea magistrale è un passo importante, deve essere fatto in presenza. Ma bar, pizzerie e trattorie fanno i conti con un lunedì freddino in cui minaccia di piovere e le scuole sono chiuse per il ponte di San Liberale. E stasera? Stasera vediamo, ma questo tempo qua non prendete per niente buono. Se arriva la pioggia e brutto tempo, freddo, salta tutto purtroppo, quindi è una variabile che gioca tanto in questo periodo. Non si sa bene se uno può bere a che ora, in piedi, fuori, al banco, il discorso del banco non si sa. Quindi dovrebbero essere un po' più chiari nei regolamenti. Niente servizio al banco se non è accessibile direttamente dall'esterno. Prima si diceva che si poteva servire al banco, stamattina ci è arrivata la conferma che così non è. E a noi penalizza. Chi è in questa situazione, per di più senza tavolini all'aperto, è costretto inoltre a terminare l'asporto alle 18, una doppia beffa. La richiesta della Federazione dei Pubblici Esercizi è che una serie di limitazioni vengano riviste. La prima richiesta è di rivedere il servizio al banco, che al momento non è consentito. La seconda cosa è la revisione dell'utilizzo dei posti interni, che evidentemente almeno con magari favorendo ricambio d'aria. E poi la terza limitazione ovviamente quella del coprifuoco. Intanto in città sono ulteriormente aumentati i plateatici. Il sindaco Mario Conte si appella alla pazienza dei residenti. In questo momento noi dobbiamo obbligatoriamente tendere la mano alle attività commerciali. In questa fase particolare, per aiutarci, dobbiamo concedere degli spazi che magari in altri momenti non avremmo fatto, però chiedo davvero pazienza, un sacrificio, chiedo davvero un sacrificio e chiedo un aiuto anche ai residenti. Ovviamente ci sarà un occhio di riguardo anche per quelle che sono le loro esigenze e chiederemo rispetto reciproco tra esercenti e residenti. Eventi e manifestazioni oggi in tutto il Veneto. Nel veneziano chi organizza matrimoni ed eventi chiede una data certa al governo. Per quanto riguarda il 2020 noi abbiamo avuto una perdita di fatturato che si aggira tra l'85 e il 90%. Wedding planners, vale a dire organizzatori di matrimoni e non solo, fermi da più di un anno e senza certezze sul futuro. In Campo San Geremia i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati manifestano contro la mancata indicazione da parte del governo di una data per la ripartenza delle attività del comparto. Oltre a Venezia la protesta si svolge contemporaneamente in altri 11 capoluoghi di regione italiani. Si tratta di un settore sviluppatissimo e che genera fatturati tutt'altro che irrisori. L'indotto che viene deriva dal lavoro del matrimonio è di 450 milioni in Veneto. Dietro c'è un mondo intero di professionisti e di lavoratori che da 14 mesi non riescono a portare a casa nulla. Ai wedding planners si sommano quindi diverse categorie e figure professionali, titolari di atelier, catering, DJ, musicisti, fioristi, calligrafi, truccatori, parrucchieri, ma anche proprietari di location come Alessandro Melloni. Quest'anno, il 2020 è stato un anno dove abbiamo fatto meno di un terzo dei matrimoni che erano previsti. Marco Biasetti fa parte dell'organizzazione di eventi. Tecnici, chi sta in produzione, acrobati, ballerini, teatri, circhi, tutto quello che riguarda DJ, musicisti e cantanti, tutto quello che riguarda proprio la parte artistica, e siamo veramente tanti. L'impegno della politica a favore della categoria arriva con le consigliere regionali Laura Cestari e Alessandra Sponda. Presenteremo in aula una mozione, quindi presso il Consiglio regionale del Veneto, per far sentire un pochino la voce di questo comparto un po' dimenticato. Ci aspettiamo una risposta unanime da tutte le forze politiche, perché deve essere una battaglia portata avanti da tutti. Abbiamo ripristinato il collegamento, allora andiamo a Treviso dove ci sono per noi Cristian Arboit e Nicola Marcato. Cristian, buonasera.
Sì, buonasera Anna, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in Viale Cadorna, siamo vicini a Piazza Vittoria, uno dei luoghi della Movida trevigiana. È partita abbastanza bene, la giornata è stata tutto sommata positiva, dicono gli operatori. Con noi c'è Andrea Penzo Aiello, che è presidente di Veneto Imprese Unite, associazione nata più o meno un anno fa sull'onda del primo lockdown e che nel frattempo si è strutturata. Com'è andata, Penzo? Buonasera, abbiamo rotto il ghiaccio, è stato importante dopo 4 mesi travagliati, oggi siamo aperti anche dopo le 18, dopo 6 mesi di chiusura anticipata, quindi è sicuramente stata una buona partenza. Il tempo non ha aiutato, ma la gente aveva voglia di uscire, aveva voglia di tornare a salutare i suoi osti preferiti e quindi siamo riusciti comunque a dare un buon riscontro ai nostri clienti. Siamo Anna circa sui 13 gradi, quindi non è una temperatura di mezza primavera, però c'è la voglia insomma di ripartire. Esatto, diciamo che oggi la voglia di star fuori, di stare in compagnia è tanta, quindi ci si mette volentieri un maglione in più e si torna ad uscire, ad affollare i locali di Treviso, affollare sempre con le distanze di sicurezza. Ecco, come puoi vedere Anna, queste distanze di sicurezza sono mantenute, tutti i tavoli hanno al massimo 4 persone e ci sono queste ragazze che stanno brindando per la prima volta dopo quanto? Era quasi un mese che eravamo in zona rossa. Più di un mese. Era dal 5 marzo che non lo stavamo qua in centro. Sì. E nonostante oggi avessimo previsto pioggia, comunque l'abbiamo rischiata, siamo venuti lo stesso. Saremmo venuti anche con la neve. Anche con la neve, eravate pronte a tutto. Esatto. Il primo spritz dopo la quarantena non si dimentica mai. Ovvio, non si rinuncia, assolutamente. Cincina allora. Ecco Anna, questo è il clima a Treviso, ovviamente il nostro viaggio proseguirà anche nelle prossime edizioni. Ti restituisco la linea. Grazie Cristian, buon lavoro a te e a Nicola Marcato. Allora noi adesso andiamo avanti con il nostro notiziario, dobbiamo aprire nuovamente la pagina della cronaca andando nel Vicentino, perché dopo l'omicidio della missionaria in Perù nella notte c'è stato un nuovo agguato ad un altro missionario comboniano vescovo originario di Piovene Rocchette, è stato gambizzato, guardate. Padre Cristian Carlassare, 43 anni, missionario comboniano vicentino, nella notte è stato vittima di un agguato nella diocesi di Rumbek, in Africa, nel sud Sudan. Dopo essere stato picchiato assieme ad una suora, gli assalitori gli hanno sparato 4 colpi alle gambe, un drammatico avvertimento per spaventare il sacerdote, nato a Schio ma residente a Piovene Rocchette, che alla fine di maggio doveva essere ordinato vescovo, il più giovane tra gli italiani. Secondo quanto riferisce la testata dei missionari in Igrizia, padre Cristian non sarebbe però in pericolo di vita. Mi dispiace tantissimo che questo sia successo ad una persona che ha dato e continua a spendere la sua vita a favore degli altri, a favore delle persone più deboli. Siamo con lui, lo affianchiamo in questo cammino che sta affrontando anche in questa situazione, un cammino che lo vedrà sempre in prima linea, come è nel suo carattere. Siamo vicini a lui, a tutta la sua famiglia e soprattutto vogliamo ricordare anche nello stesso momento la nostra quasi compaesana, la nostra suora Nadia De Munari. Sempre originaria di Schio, Nadia De Munari, la missionaria laica morta sabato scorso in Perù dopo essere stata aggredita a colpi di macete nella baraccopoli di Nuevo Chimbote, dove si occupava della gestione di 6 asili con 500 bambini. Oggi innumerevoli messaggi di solidarietà per entrambi i missionari, espressi da comuni cittadini e dalle massime autorità religiose e politiche venete. La famiglia è distrutta, il colpo è fortissimo per una donna che era considerata da tutti un angelo che stava cercando di fare della sua vita, diciamo, un dono verso gli altri. Ci sono state delle polemiche a Padova per un video che ritrae degli agenti di polizia locale che fermano un uomo di colore che oppone resistenza, lo bloccano, la maggioranza si divide, Bonavina difende gli agenti e Coalizione Civica chiede invece che sia fatta chiarezza. Ammazzarne un altro? Volete ammazzarne un altro? Volete farlo respirare o no?
volete farlo respirare? Le immagini riprese con il telefonino da un passante in pochi minuti hanno fatto il giro del web e sono state trovate in rete e diffuse dal Mattino di Padova. Nel video si vede un giovane di colore che lotta steso a terra e bloccato da 3 vigili. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio nel centralissimo corso Umberto I. Il giovane straniero che stava correndo in bici in un tratto pedonale e non indossava la mascherina non si è fermato all'alto intimato dagli agenti della polizia locale. I passanti hanno cercato di difenderlo e hanno filmato la scena. Immagini che stanno infiammando l'opinione pubblica e scatenando le reazioni politiche all'interno della stessa maggioranza di Palazzo Moroni. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha chiesto subito un dettagliato rapporto al comando della polizia locale. Non serve ribadire, spiega Bonavina, che la nostra amministrazione da sempre e coi fatti ha dimostrato di essere attenta tanto ai diritti quanto ai doveri di tutti. Capisco che questi episodi siano spiacevoli per tutti, agenti compresi, soprattutto dopo i gravi episodi avvenuti negli Stati Uniti, ma mi sento di escludere che il caso in oggetto nasca da quell'humus culturale sbagliato e correttamente condannato. Coalizione Civica però definisce le parole dell'assessore Bonavina minimizzanti, auspicando invece che prosegua l'indagine interna volta ad appurare la dinamica dei fatti. Nel frattempo i centri sociali hanno annunciato una mobilitazione. Alla bicicletta senza freni e non... Ancora una giovane vita spezzata nella notte, è morto un ragazzo di 23 anni in un tragico schianto. Musile di Piave, vediamo. Erano da poco passate le 22 quando qui lungo questa strada, a pochi passi dai vivai Sorgon, è avvenuto lo scontro frontale in cui ha perso la vita Carlo Simonetto. Una strada maledetta, come la definiscono molti residenti delle abitazioni circostanti, quella in cui domenica sera è avvenuto lo scontro in via Caposile a Musile di Piave. Carlo, 23enne, residente a Fossalta di Piave, ha perso la vita nonostante i disperati tentativi di salvarlo dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Gravemente ferita invece la conducente 36enne dell'altra auto residente a Cavallino. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Secondo una prima ricostruzione, quest'ultima è riuscita a scansarsi appena in tempo, essendo stata colpita di striscio dall'auto della 36enne che procedeva verso Jesolo e che sarebbe andata improvvisamente fuori controllo all'altezza del ristorante Vecio Piave. L'auto che seguiva invece, quella guidata da Carlo Simonetto, si è scontrata frontalmente. Quando sul posto sono giunti i carabinieri di San Donà e i vigili del fuoco da Jesolo e San Donà, l'hanno trovata completamente distrutta, di traverso in mezzo alla strada. Nel frattempo la 36enne è stata portata via in codice rosso e ricoverata all'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Le ipotesi sulle cause della manovra errata sono aperte. Può essersi trattato di un malore, di sonno o di una distrazione. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e ascoltato la testimonianza del ragazzo alla guida della prima auto, anche lui 23enne di Fossalta, che sotto shock è riuscito a chiamare i soccorsi. Come atto dovuto è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. I 3 veicoli sono stati sequestrati e le persone coinvolte sottoposte agli esami tossicologici e dell'etilometro. Le indagini proseguono. Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente non ci sono stati dei feriti. Un mezzo di trasporto extraurbano di Bus Italia è andato a fuoco oggi poco dopo le 14. L'autista era fermo nei pressi di una pensilina, ha sentito un botto, visto del fumo provenire dalla parte del motore, ha dato l'allarme, fatto scendere ancora i pochi passeggeri che si trovavano a bordo, provando poi a spegnere le fiamme con un estintore. Sono arrivati i pompieri da Chioggia, la squadra da Piove di Sacco, impegnati in un altro intervento, e anche da Padova con un'autopompa e un'autobotte hanno spento con la schiuma l'incendio. L'autobus era già completamente avvolto dalle fiamme. Nelle foto vedete quello che ne rimane. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono durate un paio d'ore. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Chiuse le indagini sull'incidente in cui rimase ferito, lo ricorderete, Alex Zanardi. La procura di Siena ha chiesto l'archiviazione per il camionista, ma la famiglia non ci sta.
Non si ravvede alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'auto articolato e la determinazione del sinistro stradale. Con questa motivazione la Procura di Siena ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione per l'autista del camion che lo scorso 19 giugno si è scontrato con l'handbike condotta da Alex Zanardi. Il campione da quel giorno sta lottando in ospedale per recuperare le funzioni neurologiche dopo i traumi spaventosi subiti soprattutto al volto e alla testa. L'autista del camion era l'unico indagato con l'accusa di lesioni colpose. Secondo il rapporto delle indagini della Procura, l'autista dell'auto articolato viaggiava ad una velocità moderata, ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada, e durante lo schianto ha messo in atto la manovra di emergenza senza però riuscire ad evitare l'impatto. I legali di Zanardi hanno già depositato opposizione all'archiviazione, sostenendo che il parziale superamento della linea di mezzeria abbia determinato la manovra di sterzo a destra del campione di handbike, con la conseguente perdita di controllo del mezzo. E con oggi hanno riaperto anche i luoghi della cultura. Andiamo a Padova, dove ha riaperto le porte Van Gogh, i colori della vita. Abbiamo sentito Goldin. Riapre al San Gaetano la mostra su Vincent, prorogata fino al 6 giugno. Per l'occasione Marco Goldin gli abbina l'esposizione Attorno a Van Gogh, 8 pittori e i colori della vita, una mostra di gruppo di artisti contemporanei scelti da Goldin, che è contento ma economicamente disperato. Contenti veramente, finalmente, di poter far vedere, speriamo, a qualche decina di migliaia di persone in più questa mostra, che era stata pensata per fare almeno 350-400 mila visitatori, è stata visitata, ahimè, finora da 32.000 persone, quindi veramente solo evocando questi due numeri capite bene come siamo messi. Per non parlare dei premi delle polizze assicurative che coprono le mostre internazionali. Il futuro delle grandi mostre è indecifrabile, dice lo studioso trevisano. Il mondo della cultura è stato penalizzato pesantissimamente. La conseguenza è che per vedere una mostra di caratura internazionale in Italia dovremo aspettare. Perché sicuramente questo tipo di mostre, Van Gogh, con questa distesa di capolavori, oltre 80 opere di Van Gogh, non si potranno più fare, fino a che almeno non si potrà tornare a fare 400.000 visitatori con una mostra. Mi sembra una cosa che è molto lontana ancora, sicuramente la prossima stagione no, e a mio parere nemmeno in quella 22-23. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Ring e gli ospiti di Ferdinando Avarino. Ovviamente ci saranno anche dei collegamenti con Cristiano Arboit e Nicola Marcato, che saranno per tutta la sera in giro per le strade del Trevigiano per raccontarvi come sta andando. E poi gli ospiti di Avarino: Alberto Stefani, Lega Nord; Giacomo Possamai, Partito Democratico; Erika Baldin, Movimento 5 Stelle; Iuri, ministro del governo ombra; Alda Vanzan, giornalista del Gazzettino. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'arrivo di una perturbazione ha già fatto sentire i suoi effetti in questo inizio di settimana in zona gialla, e l'instabilità ci terrà compagnia ancora per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di martedì 27 aprile. Sul Veneto sin dal mattino cielo molto nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse e localmente anche forti. Col passare delle ore i fenomeni tenderanno a diradarsi e progressivamente a cessare entro sera. Sarà abbastanza ventoso in pianura con venti dai quadranti nord-orientali. Temperature ancora in generale calo, minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con rovesci dappertutto, ma anche in questo caso tenderanno a cessare in serata. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui precipitazioni diffuse. Sui settori alpini di confine invece non si escludono maggiori schiarite. Temperature minime sugli 8 gradi, massime infine sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.